Un'idea di coinvolgimento della città è quella che appare dagli avvisi pubblici che sta emanando il Comune di Agrigento in vista delle imminenti festività natalizie e dopo le acerrime critiche da più parti allo stesso rivolte e per i costi dell'ultimo Capodanno e perché Vox Populi lamenta scarso ascolto per le esigenze dei cittadini e dell'imprenditoria locale, in questo caso ad esempio di quanti si occupano del settore che ha a che vedere con gli eventi, che con il ben di Dio di provvidenze spese fa rimanere poco o nulla all'economia diffusa della città. Ed ecco che dopo l'avviso per il reclutamento di proposte per la realizzazione del Capodanno con dettagliatissime richieste di elementi da inserire nelle stesse, oggi ne arriva un altro. Questa volta in una nota si legge che intende individuare il soggetto organizzatore dell'iniziativa denominata Natale 2023 verso Agrigento, capitale della cultura, con un mercatino di eventi collaterali sul tema e la tradizione del Natale da svilupparsi nel centro di Agrigento. L'allestimento, afferma l'amministrazione comunale, potrà prevedere strutture di vendita tipo casette, cioè un manufatto in legno o materiale similare con caratteristiche di una piccola casa con tetto a capanna dotato di impianti elettrici a norma anche per la vendita di prodotti alimentari. Il numero di postazioni è a discrezione dell'organizzatore, dicono, secondo uno specifico progetto dell'iniziativa. I mercatini dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 7 dicembre e il 23 dicembre in un orario compreso tra le 10 e le 23, tutti gli altri eventi collaterali fino al 6 gennaio dalle 10 alle 23, quindi il tempo è veramente stretto.